Dallo sviluppo di un'indagine da noi avviata 2 anni fa abbiamo individuato un gruppo di soggetti, 2 calabresi e 2 milanesi, che hanno architettato un'articolata frode IVA carosello nel settore del commercio dei carburanti. Li abbiamo arrestati tutti e 4 e sequestrato loro beni per 37 milioni di euro, che corrisponde al loro vantaggio relativo all'IVA non versata all'erario. Gli arrestati dalle Fiamme Gialle in collaborazione con i Carabinieri di Roma sono 2 intermediari calabresi, fratello e sorella, con base in uno studio professionale di Roma, e 2 esperti di prodotti petroliferi di Milano. Le accuse sono associazione per delinquere finalizzata ai reati di dichiarazione fraudolenta, omessa e infedele, utilizzo di fatture false e indebita compensazione di imposte. Diverse le tecniche con cui operavano. Il prodotto arrivava via mare qui nel porto di Venezia, veniva stoccato in depositi veneziani e il prodotto veniva ceduto solo cartolarmente a una serie di imprese tutte gestite dall'organizzazione. Si tratta di società fantasma, frodando l'IVA che non veniva versata all'erario con diverse tecniche. Mediante la presentazione di false dichiarazioni di intento, il prodotto veniva dichiarato essere venduto all'estero, in realtà non era vero. In altri casi vedevano direttamente e compensavano le imposte dovute con falsi crediti IVA precedentemente maturati. Parallelamente agli arresti finanziari hanno sequestrato quote societarie, disponibilità finanziarie e 48 immobili nelle province di Milano, Novara, Parma e Reggio Calabria. Parliamo di oltre 60 società coinvolte a livello nazionale, sono tutte o quasi tutte cartiere e utilizzate per non lasciare traccia della frode. 86 in tutto le persone denunciate a vario titolo per i reati di associazione a delinquere, omessa e infedele presentazione delle dichiarazioni fiscali, emissioni di fatture false, compensazione indebita d'IVA e riciclaggio e autoriciclaggio di denaro.